Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Edoardo Camavinga è ancora una volta tra i giocatori che il Real Madrid potrebbe cedere in questa sessione di mercato, nell'ambito di un progetto di rinnovamento del centrocampo. Sebbene il club non abbia fretta di vendere, l'aumento della concorrenza nel settore ha aperto una porta che sembrava impensabile fino a pochi mesi fa. La valutazione di Valdebebas si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che permetterebbe di recuperare parte del margine di manovra finanziario e di effettuare nuovi acquisti. Il 23enne francese vorrebbe rimanere, anche se il suo futuro dipenderà dalla preparazione precampionato e dalla valutazione finale del nuovo allenatore. Il giocatore rimane molto apprezzato in Europa, soprattutto in Inghilterra, Italia e Francia. Tuttavia, secondo le ultime valutazioni di Transfermarkt, il suo valore di mercato è crollato da un picco di 100 milioni di euro a circa 50 milioni, un calo che riflette le sue prestazioni altalenanti e la difficoltà ad affermarsi. La data cruciale è il 13 luglio, quando inizierà la preparazione precampionato e José Mourinho inizierà a lavorare con i primi giocatori. Fino ad allora, le dinamiche del mercato potrebbero cambiare se l'allenatore riterrà che Edoardo Camavinga possa ancora essere un elemento importante nel suo schema tattico. Il tecnico portoghese apprezza l'intensità, l'energia e le capacità di recupero difensivo, qualità che il francese possiede in abbondanza. I dubbi riguardano le sue scelte, la sua costanza e alcuni momenti cruciali che lo hanno reso vulnerabile nel corso della scorsa stagione. Uno degli episodi più eclatanti è stata l'espulsione contro il Bayern Monaco in Champions League, un gesto che ha rafforzato la sensazione che debba ancora maturare a livello agonistico. Anche in Liga non è riuscito a mantenere un rendimento dominante per diverse partite consecutive. Sebbene non sia esclusa una sua permanenza al club, la situazione attuale suggerisce che il Real Madrid sia aperto a offerte. Il club sta già lavorando a diverse trattative di cessione e non si opporrebbe a una vendita importante se ciò contribuisse a bilanciare una rosa ricca di centrocampisti di talento. La situazione si spiega anche con il tipo di squadra che José Mourinho vuole costruire. Se arrivassero ulteriori rinforzi a centrocampo, la partenza di Edoardo Camavinga libererebbe spazio nel monte ingaggi, aumenterebbe il suo minutaggio e permetterebbe di finanziare un approccio più offensivo sulla fascia destra. Non sarebbe una decisione facile, dato che il francese ha ancora età, doti fisiche e potenziale per crescere ulteriormente. Ma il mercato è volatile e forse questo è il momento in cui il club può assicurarsi una somma significativa prima che il suo valore crolli ulteriormente. Pertanto, Edoardo Camavinga si trova ad affrontare settimane cruciali. Il suo desiderio è quello di rimanere al Real Madrid e competere per un posto da titolare, ma il club ha già fissato un prezzo e la Liga potrebbe dover dire addio a uno dei suoi centrocampisti più talentuosi se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 60 milioni di euro. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!